Prima puntata del nuovo anno del 2020 per Target e da tradizione ed obbligo indossare qualcosa di rosso. Ero indeciso tra i calzini, le mutande e la cravatta, poi ho deciso che la cravatta forse rappresentava di più dal punto di vista anche televisivo questa tradizione del rosso. Target che ancora una volta ritorna nelle vostre case, dopo la piccola pausa natalizia ci ritroviamo per parlare delle piccole e grandi realtà del nostro territorio, per continuare questa tradizione che vuole ormai presenti diversi componenti della nostra società, nelle varie branche del sociale, della politica, della cultura, della musica, del sindacato, delle scienze, della scuola, insomma tutto quello che ha necessità per proprio il suo valore di essere amplificato dal mezzo televisivo. Voi ci vedete sul digitale terrestre, l'LCN 92, in tutta la Sicilia e parte della Calabria meridionale. Siamo con voi in prima serata il mercoledì e poi durante la settimana negli altri orari programmati, sia per quanto riguarda appunto la visione del digitale terrestre, ma anche nello streaming sul sito www.televideoagrigento.tv, dove ci vedete negli stessi orari, e poi c'è una finestra dedicata Target e anche il canale YouTube dove sono inserite tutte le puntate che poi voi potete vedere e rivedere, insomma, quando vi è più consono, o comunque quando siete più liberi. Anche in questa puntata di inizio d'anno parleremo di bellissimi argomenti, di cose interessanti e naturalmente rispettando la tradizione abbiamo ormai il nostro astrologo di fiducia che ci farà una panoramica su quello che sarà l'oroscopo, insomma l'orientamento generale dei segni per l'anno che è appena entrato. Il primo appuntamento servirà anche per fare un piccolo resoconto su quello che è stato il 2019 per la nostra emittente, insomma c'è stato qualcosa, lo sapete, insomma, è morto uno dei titolari, lo ricorderemo anche in questa puntata, però come si dice, the show must go on, siamo qui per continuare il nostro compito che ci vede ormai da decenni protagonisti per nostra fortuna dell'informazione in Sicilia. Bene, allora passo a presentarvi gli ospiti di questa sera. Iniziamo dalla mia sinistra. Lui è Alfonso Buscemi, è il segretario generale confederale della CGIL di Agrigento. Continuiamo con Mariella Antinoro, presidente del Lions Club Agrigento Valle dei Templi. E poi, come dicevo, il nostro astrologo di fiducia, nonché chef d'eccezione, Alfonso Bellavia. Buonasera. Si prosegue con una signora che ha un posto fisso a Target da diverso tempo, almeno un paio di volte l'anno è qui presente a raccontarci le sue avventure, la presidente tra l'altro dell'associazione Arcobaleno, Antonella Monreale. Buon anno. Abbiamo anche la fortuna di avere con noi una delle teste pensanti dal punto di vista culturale, scolastico e sociale più importanti della nostra città, docente universitario Beniamino Biondi. E poi, come dicevo, il punto della situazione non solo per TVA ma un po' in generale per Agrigento e provincia, il nostro direttore Arturo Cantella. E non potevamo iniziare l'anno in maniera migliore dal punto di vista musicale con forse il nome più importante del panorama musicale di Agrigento e della Sicilia e non solo, Davide Licausi, musicista e compositore. Buonasera. Bene, lo dico subito al nostro regista Piero Licausi, andrò oltre un'ora, sei avvisato e quindi diciamo che abbiamo tante cose da dirvi e tante cose da proporvi. E come dicevo all'inizio Arturo, il 2019 è stato purtroppo funesto per la nostra emittente. Intanto buon anno a tutti, grazie sempre dell'invito che come tradizione nel tuo programma di invitare
di invitare me, insomma. Purtroppo il 2019 è stato un anno triste per noi, perché è morto un pilastro, un socio fondatore, oltre che un amico, Gerlando Butera, che stiamo vedendo nelle immagini, che l'altro socio, Piero Licausi, sta prontamente mandando in onda. Quindi diciamo è stata veramente una botta, come si suol dire, anche perché ultimamente Gerlando era stato preso da un male brutto, pensavamo che ce la potesse fare, invece purtroppo il Signore l'ha chiamato, che dire, sotto questo punto di vista è stato triste, abbiamo visto anche la partecipazione massiccia, corale, ai funerali di tanti amici, tanta gente. Poi lui era un grande musicista, suonava il basso, lo stiamo vedendo in queste immagini sottofondo in una canzone con Bashiri Johnson di livello internazionale, che poi manderemo in onda anche così per un ricordo. Purtroppo il 2019 è stato un brutto anno per noi, però come dicevi tu nell'introduzione, bisogna andare avanti, bisogna continuare l'attività, la nostra attività che abbiamo fondato insieme a Gerry. Vorrei ricordarlo, da Radio Empedocle Centrale, nel lontano 1980, il giorno di Pasquetta, iniziamo le trasmissioni. Così vorrei raccontare un piccolo aneddoto. Io personalmente ho conosciuto Gerlando nel 79, quando mio padre fondò la Paoletti ad Agrigento, e siccome mio padre era un antesignano della pubblicità, per lui la pubblicità era tutto, allora ancora non c'erano le radio, non c'erano le televisioni, ma l'etere si aprì alle radio. Certo, quindi, 75, 76, sì, insomma, sì. Le prime radio private e poi il boom agli inizi degli anni 80. Ecco, vorrei ricordare questa cosa simpatica, perché mio padre chiamò tutte le radio della provincia per fare la pubblicità, tra cui chiamò Gerlando, che era un proprietario di Radio Empedocle Centrale, per fare anche lui la pubblicità. Con Gerlando subito si creò un'intesa bellissima. Io ero da poco venuto ad Agrigento, allora avevo 19 anni, per cui ero giovanissimo, ora ne ho 60, quindi ti lascio immaginare, sono passati 40 anni. Siamo diversamente giovani, dai. Perfetto. E mi disse: ma tu qui non conosci nessuno, perché non vieni la sera quando finisci di lavorare alla radio e stiamo un po' assieme? Bene, accolsi l'invito di Gerlando e mi recai a Radio Empedocle Centrale, che era in via Venezia, ricordo, in un palazzone altissimo, lì conobbi anche Piero Licausi e insomma tra il dire e il fare è iniziata questa una bella sera avventura, mi disse: senti, perché non andiamo a Radio Torre Ribera? Dice: chi ce ne gira a fare? Dice: hanno fatto la televisione, andiamo a vedere, chissà la facciamo anche noi. Dico: andiamoci. E così siamo andati a Radio Torre Ribera, che avevano fatto la televisione, insomma ci spiegò, allora mi ricordo c'era Filippone, e sai, abbiamo messo l'impianto, abbiamo messo il ponte, abbiamo messo questo, abbiamo messo quello, insomma, e da lì nacque questo seme, questa idea: facciamo anche noi la televisione. E quindi insieme a Piero e lui abbiamo deciso di fondare TVA. E sono passati 40 anni, mi dispiace che lui non c'è più, però è sempre nei nostri cuori ed è sempre presente. Andremo avanti perché se lo merita e perché ha dato tanto a questa azienda. Basta, volevo solo raccontare. Bene, grazie Arturo per il ricordo di Piero, anzi di Gerry, anzi volevo dire a Piero, mandiamo subito questa bellissima canzone, così diciamo iniziamo veramente con un grande ricordo di Gerry, il nostro appuntamento di inizio d'anno. Vai Piero, grazie. Achei, 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 achei.
quando stiamo insieme, si accendi i sentimenti della vita, più liberi e leggeri capirai. Yes, some more is love, more is love, more is love, love, love. Yes, some more is love, more is love, is love, more is love, love, love. Notte sei speciale, come l'uomo che è custode della terra, se accendi i sentimenti della vita, saremo tutti insieme ancora qui. Yes, some more is love, more is love, more is love, love, love. Yes, some more is love, more is love, more is love, love, love. Bene, ciao Pietro. Addentriamoci allora nel nostro programma. L'anno scorso, proprio un anno di questi tempi, Alfonso Bellavia ci parlava di quello che doveva essere il 2019. Alfonso, dopo un anno, insomma, ha rispettato un po' quelle che erano le previsioni delle stelle questo 2019? Per molti aspetti sì, perché è stato un anno, diciamo, che ha messo in risalto, specialmente a livelli politici, l'inutilità e la mediocrità che ci circonda. E l'anno che viene ci sono tutta una serie di situazioni astrologiche con la presenza di Saturno tra il Capricorno e l'Acquario, la presenza di Giove sempre tra il Capricorno e l'Acquario, che a livelli collettivi porterà dei grandi cambiamenti inattesi. Che Saturno mi sembra che non sia tanto buono però, o no? Cosa? Saturno, dico, la presenza di No, Saturno. Saturno è considerato negativo e per molti aspetti lo è, però Saturno è un'energia che viene a stimolare, che viene a dire vedi che si sta sbagliando, cerca di aggiustare il tiro. Se questo non avviene da parte delle persone, della collettività, interviene lui portando quello che lui decide che deve essere. E allora questa situazione astrale a livelli generali avrà delle ripercussioni anche a livello personale, a livello degli individui che saranno costretti in base alle situazioni generali a fare delle scelte e a dover cambiare anche il proprio modo di pensare. Bene, di fare. Prima di approfondire naturalmente i 12 segni del nostro zodiaco, proprio due parole: qual è il segno che avrà un 2020 eccezionale e quello invece che purtroppo lo avrà meno florido e si deve guardare? Sicuramente il segno della Vergine è il segno messo, secondo il mio punto di vista astrologico, meglio. E anche i segni di terra, il Capricorno e il Toro. E il segno, diciamo, messo un po' così è il segno del Cancro.
che stava a guardare, insomma. Non è che salvaguardiare di lui stesso. Ah, di lui stesso, quindi il peggior nemico è lui Sì, stesso, sì, insomma, sì, è lui sì, stesso. praticamente Bene. è così. Queste sono le prime indicazioni per il 2020 da parte di Alfonso Bellavia e poi approfondiremo naturalmente i vari segni. E ancora per conoscere i nostri ospiti, Alfonso Buscemi, dal punto di vista del lavoro o del non lavoro, com'è stato il 2019? Beh, tutti i dati ci indicano che è stato un anno terribile, in linea con gli anni precedenti, un anno dove tantissime grosse aziende hanno avuto grande difficoltà a mantenere i livelli occupazionali, tanti hanno chiuso e molti hanno ridotto le ore per le prestazioni. Un anno nel quale anche la pubblica amministrazione ha continuato nel segno dei tagli dei posti di lavoro, quindi riducendo anche la qualità e la quantità dei servizi. Per cui speriamo in un anno migliore, quello del 2020, anche perché diventa davvero difficile da parte dei cittadini e dei lavoratori accettare un altro anno, l'ennesimo, in linea con i precedenti rispetto alle cose che ho detto. Bene, poi vedremo naturalmente quali sono le proposte del sindacato e come insomma bisogna agire per migliorare sicuramente l'aspetto lavorativo che sta alla base della vita umana. Le cose sono andate sicuramente bene invece per Antonella Monreale, insomma non andiamo così nei preamboli, diciamo che il 2019 è stato molto fruttuoso, hai lavorato bene e hai preso anche delle belle soddisfazioni, Antonella. Meravigliose. Sì, è stato a livello professionale veramente un anno di grandi soddisfazioni sia diciamo personali sia a livello per la compagnia teatrale. Ho vinto anche un premio quest'anno Donna Cultura a Roma, quindi non è una cosa diciamo che mi sarei mai aspettata, anche perché tu ti aspetti un premio qua nella tua zona ma non a livello nazionale, quindi evidentemente hai lavorato bene, me lo auguro, che, certo che è arrivato pure lì, insomma, e quindi questo mi può fare solo onore. E a livello proprio come compagnia teatrale e non solo, perché abbiamo fatto dei cortometraggi che hanno avuto molto successo quest'anno e diciamo che abbiamo lavorato bene. A livello professionale va tutto bene, cioè, diciamo teatrale. A livello professionale come insegnante ancora meglio, nel senso che a scuola, la mia vita, dico sempre, i miei ragazzi, i miei bambini sono i miei figli, pure loro, e quindi anche lì voglio dire sono tante soddisfazioni che ho avuto per l'affetto che mi dimostrano sia i miei alunni che i genitori, e questo per me è importantissimo. Bene, poi parleremo anche in particolare dei lavori che l'associazione Arcobaleno, Antonella come anche regista hanno proposto con grande successo. Anche per Mariella Antinoro insomma il 2019 è iniziato bene, perché ha iniziato circa 6 mesi fa, no, credo che il cambio sia a giugno, il cammino di presidente del Lions Club, insomma un impegno forte, Mariella. Devo dire che stare alla guida di un gruppo, di una squadra, di una meravigliosa squadra che si occupa di volontariato, che si occupa di servizio, dà molte soddisfazioni. Il club Agrigento Valle dei Templi è nato da poco, è stato omologato nel 16 di ottobre, abbiamo ricevuto la carta costitutiva dal governatore e devo dire che ha cominciato a lavorare senza sosta anche per recuperare un po' di mesi che si sono persi, perché l'attività del Lions si apre il 1° luglio e quindi eravamo già un po' in ritardo e abbiamo cominciato a lavorare senza sosta. Essere Lions insomma è un impegno grande, perché ricordiamolo che il Lions Club è forse uno dei club mondiali più importanti, più grandi, no? Sì, facciamo parte dell'organizzazione più grande, di un'organizzazione umanitaria e di servizio, la più grande al mondo, del Lions Club International, che dopo 103 anni, perché è nato
negli Stati Uniti nel 1917 e conta già in tutto il mondo 1,5 milioni di soci sparsi, contenuti in 46.000 club. Quindi tante piccole tessere che fanno veramente un mosaico bello, grande e anche impegnativo. Sì, è impegnativo, però devo dire che si lavora con grande soddisfazione e quindi non si avverte molto, anche perché la squadra è molto unita, è accomunata da sentimenti forti come l'amicizia, il gioco di squadra, il servizio, e quindi lavora con, devo dire, va spedita e si occupa pure si è occupata di grandi temi, attenziona molto i problemi della comunità, anche di comunità lontane. Ci siamo occupati, c'è stata grande soddisfazione perché abbiamo trattato grandi argomenti. Poi parleremo, Mariella, delle vostre iniziative dal punto di vista sociale e naturalmente culturale che hanno interessato il territorio di vostra competenza. Beniamino, io all'inizio dicevo una delle teste pensanti più importanti di Agrigento, insomma non ho esagerato veramente, perché ti riconosciamo questo tuo impegno come docente universitario, come operatore culturale, come organizzatore di eventi, come critico, insomma hai un bel da fare, no? Sì, ho un bel da fare, ovviamente ti ringrazio per le belle parole, anzitutto spese nei miei confronti. Anch'io bilanci sull'anno trascorso, bilanci culturali. Ovviamente, spero in positivo. Sì, sì, assolutamente in positivo. Certamente sulla cultura è più difficile probabilmente decodificare momenti fortunosi da momenti che invece non lo sono, però credo che anche ad Agrigento tante tensioni siano nate, siano sorte. Ovviamente altre tensioni da questo punto di vista si sono anche spente, però credo che una città nella quale vi sia una certa vivacità culturale. Siamo ormai dentro il 2020, quindi anche celebrazioni di 2600 anni di storia, per cui mi auguro che tutte queste tessiture culturali possano anche fare squadre, fare rete e portare davvero ad un risultato che sia ovviamente un risultato della collettività, quindi qualcosa di non squisitamente istituzionale, ma che possa davvero rappresentare dal punto di vista identitario tutta la città di Agrigento. Parleremo con te di questi aspetti, diciamo, universitari, sia per quanto riguarda l'Accademia delle Belle Arti, sia per quanto riguarda anche la Pegaso, l'Università Telematica, che ti vede anche impegnato in questo fronte. E un saluto anche a Davide Licausi. Non siamo qui per piaggeria, insomma, qual è la telecamera questa? Sì. Non siamo qui per piaggeria. C'è il nome Licausi, è il nome per eccellenza della musica e della tradizione veramente musicale siciliana. Davide. Sì, devo dire che effettivamente hai ragione. Io sono sempre qui, torno sempre qui a Target per rappresentare una famiglia di musicisti, a partire da mio nonno nel 915 all'Accademia Mandolinistica di Porto Empedocle, a mio padre poi e mio zio negli anni, diciamo, 40, inizio anni 40, ad oggi con me ancora che battaglio sempre con... È vero che alla SIAE sono scritti circa 700 composizioni. Sì, non so se c'è una famiglia più attiva di voi, insomma. Io vorrei dire, forse magari due parole spese un po' così. Cioè, quando loro arrivarono ad Agrigento, perché sono nativi di Porto Empedocle, i fratelli Licausi, sia Salvatore che Franco Licausi, e quando sono arrivati ad Agrigento sono gli anni 30, perché mio zio era del 17, mio padre del 21, sono gli anni 30, molto piccoli oltretutto, però devo dire, raccontato sempre da loro che avevano questo inquadramento della musica. Cioè, ancora ad Agrigento non c'erano proprio le canzoni, c'erano le nenie, quindi loro poi trasferirono molte nenie, praticamente li musicarono e diventarono canzoni, per questo 700 composizioni, perché hanno depositato poi tutto quello per quanto riguarda la musica.
Certo. Poi i testi sono di pubblico dominio, la maggior parte diciamo delle canzoni che hanno fatto, compresa La Vittina Crozza che nel 50, la celeberrima, insomma, nel la più 50 famosa. fece il boom con Pietro Germi e Fellini che vennero a girare Il Cammino della Speranza. Cioè, Grande è stato film. diciamo, il tema, il leitmotiv Sì, principale. sì. Dal D loro partono, ma già avevano i contratti con la Cetra, che era una delle più grosse case discografiche d'Italia. Vittina Crozza è un lamento, quasi un pianto, Sì, no? sì, Però sì. poi nel corso degli anni è stata Vabbè, c'è stato arricchita, modificata oppure anche deturpata, che dici tu? Sì, in un certo senso l'hanno posta un po' con questo Turallallero che non c'entra assolutamente con il nella testo, versione originale, anche con la assolutamente. musica, e penso anche con i pensieri di Germi, perché Germi non voleva. Germi voleva qualcosa che fosse un pianto, andante, ma la storia doveva essere le quella persone che praticamente abbandonano il proprio che parlasse territorio di per emigrare. immigrazione, certo. bravo. Come oggi infatti stiamo vivendo, si può dire, i tempi che hanno passato in quegli anni Certo, lì. hanno ispirato Parliamo anche nel quel film. dopoguerra, sì. Bene, poi naturalmente ti vogliamo vedere all'opera, lì c'è la tua Sicuramente qualcosa affilata, la tua affilata farò. chitarra, insomma, È che normale. non ci lascia. Arturo, allora, dicevamo il ricordo obbligatorio di Gerry, a parte questo, com'è stato il 2019 per TVA? Ma personalmente devo dire che è stato un anno pesantissimo, pesante sotto tutti i punti di vista, culminato anche con la perdita di Gerlando, per cui abbiamo lavorato il triplo nel senso di impegno, come è solito diciamo fare, perché gli impegni ci sono, per cui abbiamo cercato sempre di essere presenti, puntuali. E, insomma, il 2019 è andato ed è andato, non mi dispiace, pochi momenti felici, però intrapresi maggior parte dal lavoro che ci ha preso parecchio. Sono fiducioso che il 2020, poi vediamo cosa ci dirà Cosa il dirà nostro Alfonso? Certo. Alfonso, non lo so, c'è qualcosa che penso che il 2020 sia un anno, insomma, che debba andare meglio. Ecco. Forse questa dualità, no? 20-20, Sì, magari sì, dal sì, punto di sì. vista psicologico. Ma speriamo che buono e bene. questo 2020 ci possa portare qualcosa. Per ora ne sento parlare solo a pochissime persone, perché in realtà credo che sia una cosa, insomma, più a sfondo politico, considerando che ci sono le elezioni, per cui qualcuno magari se ne vuole impossessare. Vedo che la gente non credo che, insomma, sia molto entusiasta di questo 2020. Personalmente lo seguiremo, accoglieremo gli eventi che ci sono, poi magari Beniamino, che è più addentro di me, magari dirà anche la sua. Per il resto penso che la televisione continuerà ad avere un trend negativo, nel senso che grazie al nostro ministero si andrà al digitale 2, per ora ci sono le... Mannaggia, dobbiamo cambiare solo il decoder. Sì, di nuovo stanno facendo la campagna abbonamenti per i nuovi decoder. Ci sarà un'ulteriore restrizione purtroppo dei canali destinati alle televisioni locali, perché il Mise, per fare cassa, cioè il Mise sarebbe il Ministero dello Sviluppo Economico, si è venduto 10 canali dal 50 al 60, nel DVB-T1 si era venduto per il 4G dal 60 al 69, ha fatto un'asta e ha preso una barca di soldi, quindi entro un altro anno bisogna liberare la frequenza, lo spettro che va dal canale 50 al canale 60, per cui i canali per le TV locali sono drasticamente stati tagliati. Credo che, se non nell'ultima riunione dicevano che ci sarà solo un canale destinato alle TV locali. Il DVB-T2 cos'è? Aumenta praticamente la capacità trasmissiva. Se ora nel DVB-T1 in un canale analogico entravano tra 7, 8 e qualche radio, insomma una decina di emittenti, nel DVB-T2 ne entreranno 20, 22. Per cui lo spettro viene ancora di più. Non perché noi siamo ristretto. emittente locale, ma l'emittente locale credo che sia veramente una delle realtà più belle da 40 anni a questa parte. Purtroppo la volontà politica è TVA, quella di... insomma, tutte quelle che sono Sì, le TV private non facevano questo passo, a volte anche uscendo dei bei soldini di tasca. Non credo che il territorio poteva avere questo sviluppo e questa visibilità. Parliamoci chiaro, cioè voi non potevate
fate andare né a Canale 5 ma anche a Italia 1, insomma, o alla RAI. Sì, le vostre sì, realtà, sì. le vostre strutture, le vostre proposte culturali, sindacali o comunque musicali sicuramente non potevano avere nessuno spazio. È interesse di tutti che la TV privata, la piccola emittenza privata deve andare avanti, anzi dovrebbe essere sostenuta e incentivata. Addirittura, quindi vedremo cosa succederà, perché aspettiamo la nuova indicazione del Ministero e vedremo, insomma, però sono sicuro che tantissime aziende spariranno, si potrà trasmettere su internet, insomma, nuovi modi di diffusione, ma sicuramente il digitale terrestre viene sempre tagliato, perché si preferisce tagliare le emittenti locali, che a differenza di quelle nazionali, perché purtroppo vediamo che Mediaset continua a fare razzia di televisioni, la RAI continua a fare razzia di canali, ogni giorno aprono sempre nuovi canali, quindi canali tematici, canali sì, che sono tematici, interessanti, per carità, però insomma non il- possono essere presenti nel territorio. L'indirizzo politico è quello di agevolare il grosso, anche grazie alla nuova legge che è stata fatta, tu puoi accedere a dei diritti, dei contributi solo se hai un minimo di 15 dipendenti tutti a tempo pieno. E per avere 15 una dipendenti follia, è una follia specialmente da veramente. noi con il nostro grado di economia, un'economia povera, scarsa, purtroppo non vedo un futuro roseo. Bene. Però vedremo Arturo, poi, va bene, pensiamo positivo, dai, poi- pensiamo positivo. No, dai. no, dico, non è solo un problema Assolutamente, di TVA, no, è un problema proprio di tutta la tutte piccola le emittenza aziende televisiva. televisive, mentre fino a 2 o 3 anni fa si dava una certa preferenza, privilegio all'informazione locale. Purtroppo le scelte politiche che qualcuno, 2 o 3 anni fa, mi riferisco a Calenda, a Renzi e ad altri, non ho nessuna vergogna a fare nomi, purtroppo sono state le scelte obbligate anche da una politica europea che ci ha portato a questo stato. Va bene, ok, poi parleremo anche in maniera positiva, Arturo, perché dobbiamo vedere il nostro bicchiere mezzo pieno, sempre. Allora, carissimo astrologo Bellavia, iniziamo subito con questa bella avventura del 2020. Come dicevo all'inizio, i 2 numeri tondi magari possono dare un'indicazione generale che le cose potrebbero andare meglio. Iniziamo con i segni, allora, Allora, Alfonso. iniziamo con i segni di fuoco e precisamente con l'Ariete. Per l'Ariete, scusate se io leggo, ma ho preso degli appunti. Mi perché pare logico. Dal insomma, non punto è che- di vista della memoria non sono un granché. Ariete, c'è qualche Ariete qua in studio? Alfonso Buscemi è Ariete. Allora, non è un anno particolarmente tranquillo, nel settore lavorativo ci abituato. specialmente. Ostacoli, ritardi che vi metteranno nelle condizioni di fare le giuste considerazioni. Anche in amore l'anno sarà difficile, scelte e chiarimenti vi attendono, ma voi avete le energie necessarie per affrontare un periodo così stressante. La parola d'ordine, calma e ponderazione. Bene, questo era l'Ariete. Proseguiamo Con il Leone. il Leone. Il Leone inizia... Io. Vede la criniera, Sì, insomma. la criniera c'è. Il Leone inizia il 2020 da stanco, insoddisfatto, bisognoso di affetto, di nuove emozioni, di qualcosa che scardini la monotonia, la routine, una voglia matta di nuovo. Abbiate pazienza, è solo un periodo. Verranno i momenti in cui sarete in grado di portare luce negli angoli bui della vostra vita, della vostra esistenza. Passiamo adesso A Sagittario. Sagittario. Per molti di voi il 2019 è stata la svolta epocale. Sagittario, c'è qualcuno in studio? No. Nuovi modi di essere, nuovi ruoli. Il 2020 continua in questa direzione. Interessante il settore lavorativo, con novità inattese, e per i single sarà un anno scoppiettante, un bell'anno dal punto di vista. Datevi da fare allora, Sagittario. Evitate di stressare il vostro corpo e la vostra mente. Abbiamo finito con i segni di fuoco. Perfetto, questi 3 segni già abbiamo individuato quale sarà il 2020, adesso ci rilassiamo con Davide Licausi per questo
primo omaggio musicale ai nostri telespettatori, una delle canzoni più belle, più conosciute, anche questa che se ne sono insomma impossessate tra virgolette, nel senso che poi l'hanno eseguita tantissime. Credo che il titolo originale sia Paci facemo, no Davide? Sì. Sì, come Paci facemo, nasce nel 1967, cantata da Piero Licausi, cioè mio fratello. E io la voglio fare anche perché la vorrei dedicare a lui, visto che è venuto a mancare a giugno, e quindi la vorrei cantare per questo motivo. Paci facemo, Davide Licausi. Cutiru dissi cataio allassari, meglio la morte, ma no chi sto dolori, paci facemo, ogni careggia mia, sciatto di l'arma mia, l'amore mio sei tu, la 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 na 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 la 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 na 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 na. L'uvera muri l'hai fatto cottia, ma tu schifiosa ti vuoi scordare a mia, paci facemo, ogni careggia mia, sciatto di l'arma mia, pittia non dormo più. Paci facemo, ogni careggia mia, sciatto di l'arma mia, pittia non dormo più. La 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 la, la la na na, la na 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 na, la 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 la, la 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 la, la 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 na 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 na, na 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 na. Cutiru dissi a tia bitricchia, sto cuore mia mi sicca, a picca 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 picca, paci facemo, ogni careggia mia, sciatto di l'arma mia, l'amore mio sei tu, paci facemo, ogni careggia mia, sciatto di l'arma mia, l'amore mio sei tu, la 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 la. Nai nai na nai, na 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 nai, na 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 nai, na 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 nai, nai nai na na, na 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 nai, na 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 nai. Cutiru dissi cataio allassari, meglio la morte, ma no chi sto dolore. Paci facemo, ogni careggia mia, sciatto di l'arma mia, per l'amore mio sei tu. Paci facemo, ogni careggia mia, sciatto di l'arma mia, l'amore mio sei tu. Grazie Davide, fai anche un po' il tecnico così, grazie Davide Licausi. Bene, proseguiamo allora in questa bella puntata, la prima puntata del 2020 di Target, ritornando ad Antonella Monreale. Dicevamo proprio questa recente produzione al Teatro Pirandello, Anime che si chiamano, è dedicato alle vittime innocenti di mafia. Precisamente, perché ho dato voce e vita a personaggi conosciuti che o meno conosciuti, in cui il sistema, diciamo, la giustizia ha portato via con la morte, oppure ho fatto parlare anche delle mamme, no? Che sono morte dei figli, che penso che siano morti loro nello stesso istante in cui ha perso la vita il proprio figlio. È una produzione, come dici tu, che ci ha portato grandissime soddisfazioni. Io da quest'anno faccio parte pure del Lions Club come socia. Si è parlato proprio di
di fare un lavoro per portare aiuto a dei bambini che vabbè, questo magari poi ne parlerà anche poi la Presidente. Comunque mi è stato chiesto di portare in scena qualcosa che non ha di inedito. Lo racconto come se fosse una storia, ma è una cosa vera. Io mi sono ritrovata quest'estate durante un periodo un poco di stanchezze, no? Fisiche, mentali, non stavo bene fisicamente perché ho avuto un po' di problemi anche di salute. Mi sono ritrovata una sera di agosto, quel caldo insopportabile che abbiamo vissuto un poco tutti, presa da una certa inquietudine. Non riuscivo a dormire, ma non era il caldo, lo capivo che era qualcosa di diverso. Quindi mi sono alzata, mi sono messa nella mia veranda di casa e tutto ad un tratto ho detto c'è qualcosa che non va. Siccome sono abituata a scrivere quando sono così inquieta, per calmarmi, ho preso subito, che io chiamo i pizzini, nel senso che prendo dei fogli così volanti e mi sono ritrovata a scrivere delle storie che in primo momento non capivo che cosa fossero onestamente, ma poi piano piano leggendo ho capito che c'era qualcosa che andava al di là, che li univa? Che li univa, sì. E mi sono ritrovata a scrivere dei pensieri che reputo che mi siano stati dettati e davo forma a questi pensieri e nello stesso tempo dei volti. Sono andata subito alla ricerca di questi volti che vedevo così balenare nella mia mente su internet e mi ritrovo che erano proprio volti pensanti, volti veramente che esistevano ed erano di queste donne che la prima a cui ho dedicato qualche cosa è stata la mamma di Peppino Impastato. E dopodiché è stato un susseguirsi tutta la nottata di queste donne che scrivevano. Io avevo alla mano ce l'avevo io, la penna ce l'avevo io in mano perché non scrivo mai. Ma i pensieri erano loro? Ma i pensieri erano loro. Ad un certo punto mi sono fermata. E il legame è stato proprio cosa? Essere parenti o vittime direttamente? O vittime o parenti, o mamme, o le mamme, direttamente le mamme, oppure direttamente le vittime. È stata una nottata che non che non auguro a nessuno, strana, molto strana. E ne è uscita fuori insomma questa pièce teatrale che è stata rappresentata al Pirandello con grande successo. Più di quello che mi aspettassi onestamente, anche perché il teatro era pienissimo, abbiamo fatto il sold out già 15 giorni prima della messa in scena dell'opera, già questa era una grandissima soddisfazione, già entravamo al teatro già sapendo che c'erano già persone che potessero andare a venirla a vedere. Dopodiché è stato un tutt'uno, no? Un'emozione grande che ha coinvolto non solo me che l'ho scritta, ma anche le attrici e gli attori, perché poi che cosa è successo pure? Che oltre a dare voce a queste donne si sono uniti pure altri due bambini, che sono Stefano Pompeo e Giuseppe Di Matteo. E anche loro hanno avuto la loro parte, anche loro hanno recitato, anche loro erano là, e c'era anche la famiglia Pompeo presente. E poi c'erano anche dei testimoni reali, no? Poi è stato anche bello, aver conosciuto anche un'altra persona, perché io ho scritto anche della moglie e della nuora di Vincenzo Agostino, no? Penso che lo conosciamo un po' tutti. Il barbone, insomma, quello che non si taglia più la barba dal momento in cui hanno ucciso il figlio. Che la nuora era incinta e quindi diciamo che abbiamo avuto quest'altra occasione ancora di poter mettere in evidenza questo fatto. È una testimonianza Io ho diretta. chiamato Vincenzo, mi hanno dato il numero, ho detto guarda, è una persona squisita, puoi chiamarlo tranquillamente, non crearti dei problemi. E l'ho chiamato, subito mi ha detto
certo che partecipo, anzi ti ringrazio per quello che stai facendo. E il giorno 14 è venuto proprio, pur essendo che era stato in un matrimonio a pranzo, la sera si è presentato lì ed è rimasto, ogni tanto devo anche essere, devo dirlo anche questo, che ogni tanto mi chiama da quel momento in poi, quando magari si sente un po' solo, quando ci sono le immagini, mi fa anche piacere, Margherita che ha presentato, Margherita Truppiano, egregiamente lo spettacolo, e ogni tanto mi chiama e mi fa: guarda, niente, mi sentivo un po' solo, se possiamo anche parlare. Ho detto con immenso piacere. Dopo regista diventi anche psicologa? Ma non lo so, beh, questa è una cosa che ho sempre avuto innata nella mia vita, ci stai riuscendo. Perché è una cosa poi altra bella che ne ho parlato poco fa con lui, che ho scritto un testo, ho voglia di volare, e l'ho presentato a Antonio Zarcone, musicista, ed è venuta una bella canzone che Giuseppe Di Matteo, tra virgolette Giuseppe, ha cantato. Anche la mamma di Giuseppe Di Matteo mi ha contattata sapendo questo discorso, non è potuta venire quella sera, ma mi ha mandato i saluti, è stata una bella cosa. Bene, ne voglio dire ne parli con grande emozione, con grande emozione, anche perché poi è successa un'altra cosa, ormai lo so. E chiudiamo, perché tu quando parli non finisci più, ci vuole una puntata solo per te. Insomma. E chiudo, un senatore, ex senatore, anzi presidente del Senato, per dirla tutta. No, il cognome. Grasso, grazie. Grasso. Non so come l'ho saputo, mi ha mandato un messaggio mentre mi trovavo a Roma per un altro spettacolo e ha detto: se poi mi mandi per favore il copione. Io gliel'ho inviato, l'ha letto, mi ha detto: guarda, qualcosa di eccezionale, non so quello che ne vorrà fare, non so, mi auguro qualcosa di bello. Tu per non scavasiare, così vedi, insomma. Già fatto. Già fatto. Bene, brava Antonella. E in questo contesto ha avuto anche una parte importante il Lions Club Agrigento Valle dei Templi, presidente Antinoro, no? Una delle vostre attività che avete inserito nel calendario. Devo dire che questa attività al Pirandello, grazie alla grande collaborazione della nostra socia Antonella Moreale, ha avuto grande successo, ma devo dire che ha avuto un triplice scopo. Noi abbiamo avuto all'interno del teatro, abbiamo voluto come squadra fortemente la presenza di molti ragazzi, di alunni di diversi ordini di scuola, perché considerato che il tema trattato era quello della legalità e che il Lions pone molta attenzione ai giovani, e sono la nostra vita, i nostri sogni, allora abbiamo voluto questa presenza per sensibilizzare i ragazzi alla legalità. I ragazzi hanno apprezzato tantissimo, siamo stati ben felici di averli con noi. E poi noi all'interno della nostra struttura del Lions Club International abbiamo pure un'altra struttura, la fondazione, che si occupa di calamità naturali, di disastri, e abbiamo voluto, ma anche devo dire attenzione a altri problemi di salute. Abbiamo voluto inviare parte del ricavato per l'acquisto di vaccini per la lotta contro il morbillo, da destinare ai bambini poco fortunati di paesi molto lontani. Quindi questa è una delle grandi attività del Lions, una piccola parte, certo. Sì, una piccola parte. Noi abbiamo pure ogni anno il distretto 108YB Sicilia dona un cane guida ad una persona meno fortunata che non vede la luce, e quindi si regala un cane guida che ha un costo elevato per essere cresciuto e curato bene. Noi parte di questo ricavato, considerato pure che all'interno del nostro club abbiamo il delegato del distretto,
abbiamo voluto donare parte per contribuire all'acquisto di un cane. E poi, come dicevamo prima di andare in onda, Mariella, insomma, il grande impegno, il grande lavoro che c'è, poi ti dà queste belle soddisfazioni, no? Sì. E ti passa tutto. Perché nel dare il nostro motto è il We Serve, noi doniamo, ma più che donare noi riceviamo. Ritorniamo all'oroscopo, che insomma la prima puntata di Target dell'anno nuovo è sempre così, insomma, dobbiamo avere questo occhio che ci proietta lungo tutto l'anno. Dopo Ariete, Leone, Sagittario proseguiamo, Alfonso, sì, con... passiamo ai segni di terra. E partiamo dal Toro. Allora, Toro? Il Toro. Ecco qua, Beniamino presente e anche Arturo. Allora, Io auspico anche un 2020 migliore del 2019. Quello che dice Alfonso è... non dico che è legge, però insomma ci va vicino. I segni di terra hanno un privilegio, diciamo, nel 2020. Allora, il Toro, un 2020 interessante, foriero di grandi opportunità, sia nella professione che negli affetti. L'amore vi riserverà grandi momenti di passionalità intensa. I progetti avranno la possibilità di essere realizzati. Non abbiate paura, vivete ogni attimo con tutta la vostra voglia di vivere. Approfittate delle occasioni e soprattutto non perdete tempo a rimuginare. E se c'è qualcosa da eliminare è il momento giusto per farlo. Senza indugio, via. No, perché il Toro di solito è lentino, è molto seduto e se ne sta a pensare, ma più che riflessivo. È seduto, Toro seduto, hanno fatto pure il film. È una riflessione portata all'estrema conseguenza, a rimuginare, e dopo un certo momento diventa inutile la riflessione. Cioè, la riflessione la riflessione si deve fermare a un certo punto, non continuare, non cercare il perché del perché. Prossimo segno, Alfonso. Passiamo al segno della Vergine. Vergine. Portate avanti con tutte le vostre energie i vostri progetti, i vostri sogni, trasformateli in fatti veri, concreti. Date modo alla vostra ambizione di manifestarsi. Migliore inizio del 2020 non poteva esserci, anche la vostra sensibilità, le vostre emozioni ne verranno coinvolti e ne trarranno giovamento. Il 2020 è vostro, approfittatene. Terzo segno? Capricorno. Venite da un periodo di grandi riflessioni, di grandi cambiamenti, di aver eliminato l'inutile, tutto quello che non aveva più senso nella vostra vita, specialmente in abitudini mentali diventate inutili. Il 2020 è una linea di demarcazione, è iniziato il nuovo, è arrivato il momento di prendere la vostra vita per mano e portarla dove avete progettato che deve stare. Come vedete l'oroscopo tracciato da Alfonso Bellavia è un oroscopo, diciamo, indicativo, no Alfonso? Sì, nel senso che bisogna cogliere anche e vedere gli aspetti che non sono dei paletti fissi, ma non sono fatti o cose che devono accadere, ma sono cose essenzialmente che hanno a che fare col proprio interiore per una crescita spirituale, umana, filosofica. Ma il nostro agire può influenzare più o meno quello che gli astri prevedono? Allora, certamente, gli astri non sono tanto gli astri in quanto astri, Plutone in quanto pianeta ammasso di Terra, ma tutta la simbologia che noi umani abbiamo messo a Plutone, a Saturno, a Giove, sono delle indicazioni che ci vengono date e che ci indicano la strada, ci indicano una riflessione che va fatta sulla nostra vita, capire quello che noi non abbiamo fatto, o abbiamo fatto malamente o abbiamo fatto bene e andare avanti. Credo che l'astrologia è forse una delle scienze più antiche. È la scienza più antica del mondo. Definiamo la scienza perché di scienza nel mondo non c'è niente. L'unica scienza sicuramente esatta è la matematica. Il resto sono tutti, compreso io, apprendisti stregoni. Dalla medicina a qualsiasi altra branca della quotidianità. Bene, abbiamo già
visualizzato metà del nostro zodiaco, gli altri segni dopo. Ritorniamo a Beniamino, dicevamo all'inizio questo impegno con l'Accademia di Belle Arti, ti occupi della branca della internazionalizzazione, dei rapporti insomma, con l'estero, Beniamino. Sì, io all'Accademia di Belle Arti insegno da qualche anno storia del cinema e regia, però più di recente il direttore Alfredo Prado ha voluto onorarmi con questo importante incarico di responsabile per le relazioni internazionali, con una votazione all'unanimità del collegio docenti. Questo incarico in qualche modo si inserisce nel solco anche di alcuni miei precedenti rapporti con alcuni paesi stranieri. Io insegno anche ho insegnato anche in Ucraina, un paese che frequento abbastanza anche per ragioni culturali, ma ho anche diciamo, delle relazioni di natura politica in questo paese, ho frequentato anche a lungo la Polonia e quindi evidentemente per questa rete significativa di rapporti che si è creata nel corso degli anni, il direttore Prado ha voluto anche dare un indirizzo ben preciso all'Accademia di Belle Arti, e questo non a caso. Perché credo che lui abbia colto con una grande intuizione le ambizioni che l'Accademia d'Arte può avere non soltanto per Agrigento ma per tutta l'Italia e anche a livello internazionale. Soprattutto i paesi stranieri hanno il mito dell'Italia, e questo mito si sostanzia soprattutto in termini culturali: l'Italia di Michelangelo, di Leonardo, di Caravaggio, ma anche dell'arte del Novecento. Ecco perché il percorso di studi dell'Accademia di Belle Arti può diventare un percorso di studi anche internazionalizzato, e gli esiti di ciò sono già visibili ad Agrigento e sono stati visibili negli ultimi mesi anche a seguito di questo mio incarico, per il quale sto alacremente lavorando per tessere quanto più possibile delle relazioni con altre università straniere. Già in quest'anno accademico all'Accademia studiano alcuni ragazzi cinesi che hanno preso casa ad Agrigento, quindi un percorso di studi lungo di circa 3 anni, ma anche una ragazza ucraina che ha cominciato il suo percorso di studi all'Accademia di Belle Arti. Proprio nei prossimi giorni verrà in delegazione, invitato da me, il rettore di un'importante università cinese, per cercare di tessere un nuovo rapporto didattico, quindi un interscambio di studenti fra la Cina e la città di Agrigento. Ecco, sono l'Italia è ancora il bel paese, insomma, no? E anche la Sicilia ne fa parte. L'Italia è ancora il bel paese. Evidentemente ci sono poi delle ragioni, diciamo, oggettive che sorgono poi anche, come posso dire, per la fruizione poi reale dei nostri luoghi. È chiaro che il sole, la bellezza del nostro paesaggio, l'armonia dei nostri luoghi diventano assolutamente accattivanti per per gli studenti di questi paesi, e però credo che ci sia proprio un mito culturale, cioè nell'immaginario collettivo mondiale l'Italia è il paese dell'arte e della cultura, per cui suscita un richiamo fortissimo in questi paesi che chiaramente vogliono in qualche modo ottenere una formazione più propriamente culturale, legata anche al mondo occidentale, chiaramente, quindi parlando dell'estremo oriente come la Cina, o dei paesi in qualche modo che sono al limitare dell'Europa come ad esempio l'Ucraina. Chiaramente l'Italia rappresenta un vettore culturale essenziale per la loro formazione. Ma questa marginalità di Agrigento forse un po' ci fa essere appetibili, ma nello stesso tempo forse un po' irraggiungibile. Allora, Agrigento è sicuramente, dal punto di vista delle infrastrutture, lo sappiamo tutti, è una città che ha delle grandissime difficoltà, e quindi è inutile anche approfondire questo tema, perché davvero si pone con tutta evidenza. Sappiamo perfettamente le condizioni appunto anche di marginalità in qualche modo della nostra città, però dovremmo anche leggere Agrigento in termini differenti. Se noi leggiamo la nostra città vedendola all'interno del bacino del Mediterraneo, in qualche modo noi rappresentiamo davvero un punto di assoluta centralità. Quindi rispetto il nostro bacino geopoliticamente, Agrigento ha una posizione invece di assoluta centralità. Questo dovrebbe anche muoverci a poter strutturare, cosa che la città non ha fatto, dovrebbe invece su questo provvedere, anche dei rapporti ancora più intensi di interscambio non soltanto culturale ma anche economico e commerciale con i paesi
paesi proprio di questo bacino. Però siamo accompagnati anche dal nostro bellissimo clima, in qualche modo, quindi le difficoltà di ordine infrastrutturale sicuramente trovano anche una compensazione negli altri agi e benefici stato un benefici motivo se della città. l'antica Acragas era diventata insomma una delle città più fiorenti del bacino del Mediterraneo, no? Sì, assolutamente, certamente dei motivi che, ecco, queste risonanze, come dicevi giustamente tu, in qualche modo le possiamo ritrovare nella storia contemporanea di Agrigento, ma probabilmente anche laddove non dovessimo ritrovarle possiamo pensarle come risonanze che possono avere un futuro nella storia della nostra città, per cui dovremmo anche farle diventare delle direzioni tracciabili per il futuro di Agrigento. Bene, grazie Beniamino. Alfonso Buscemi, ti vedevo insomma, annuire, no? Quando si parlava di legalità, di percorso soprattutto rivolto ai giovani, non solo per quanto riguarda il teatro con Antonella Monreale, ma anche il progetto del Lions, anche la CGIL insomma, su questo aspetto credo che abbia una parte attiva importante. Per noi è la via maestra, si parte da lì, si parte dalla legalità, quindi la cultura della legalità attraverso i giovani. Apprezzavo e mi faceva piacere perché il 18 dicembre, quindi un paio di settimane fa, la CGIL ha istituito un dipartimento affidandolo ad una docente, anche lì, la professoressa Maria Concetta Barba. Questo dipartimento si occupa appunto di legalità, cultura e rapporto con i giovani. Noi siamo convinti che non ci può essere sviluppo, al di là delle infrastrutture su cui dirò qualche cosa, quello che noi abbiamo preparato per quest'anno, non ci può essere dal nostro punto di vista sviluppo se non c'è legalità. Non ci sono diritti, non ci saranno diritti se non c'è la legalità. Quindi al primo posto nelle nostre rivendicazioni c'è e ci sarà la legalità attraverso appunto il coinvolgimento culturale della società, che deve prendere atto che se uno fa il furbo oggi per avere un diritto singolo, soggettivo, poi ne pagherà le conseguenze su tutto il resto dove non può fare il furbo. Quindi attraverso la cultura garantire la legalità, e noi su questo ci puntiamo partendo dal rapporto con i giovani. Rispetto quindi allo sviluppo, la legalità, ma anche quello infrastrutturale. Noi marginalità che dicevamo prima. La marginalità che diceva il professore, su cui noi però, prendendo anche qui spunto del suggerimento e della lettura che Alfonso faceva prima rispetto al mio segno zodiacale, io sono tranquillamente sereno rispetto all'anno che mi attende dal punto di vista anche delle battaglie sindacali. Noi con CISL e UIL, per esempio, abbiamo individuato già il primo punto su cui scendere in piazza. Noi nei prossimi giorni in prefettura abbiamo chiesto un incontro con tutti i sindaci, perché vogliamo capire anche questi amministratori che cosa sono intenzionati a mettere in campo per la difesa e lo sviluppo del proprio territorio. CGIL, CISL e UIL hanno deciso che da questo momento non aspetteremo niente e nessuno per rivendicare il sacrosanto diritto a uscire fuori dalla marginalità, dall'isolamento che noi abbiamo. Perché Agrigento, si diceva prima, centro del Mediterraneo, ma questo non significa che chi arriva all'aeroporto di Palermo, di Catania o di Trapani di fatto deve impiegare un giorno per arrivare ad Agrigento, mentre in un'ora da qualunque parte d'Italia si va a Roma, si ritorna avendo fatto già un determinato lavoro, uno di Agrigento ha bisogno un giorno per andare a Roma a fare un lavoro di 10 minuti. Questa marginalità noi da questo momento non l'accettiamo più. Metteremo in campo, non do i dettagli perché abbiamo deciso assieme a CISL e a UIL di concordare con i sindaci, se ci stanno, come procedere per portare nelle istituzioni ANAS, ferrovie, governo regionale e nazionale questa nostra rivendicazione. E dopo che abbiamo deciso tutti assieme, chiamando i lavoratori ma chiamando anche i cittadini a difendere il sacrosanto diritto di muoversi in libertà, perché vede, noi abitiamo in uno Stato e orgogliosamente siamo dentro uno Stato che è
quello che rappresento oggi in termini negativi della nostra terra, ma capace anche di sviluppare nell'ambito di un anno un progetto come quello del Ponte Morandi a Genova e a distanza di un anno, quindi 2, realizzarlo. Dopodiché io mi chiedo perché ad Agrigento il nostro Ponte Morandi, dopo decenni, ancora non abbiamo nessuna risposta. Forse perché siamo stati fortunati di non avere morti? Cioè ci dobbiamo sentire fortunati perché non ci sono i morti? Non è stata considerata una priorità allora per questo? È così come per esempio un simbolo è il primo semaforo uscendo da Agrigento verso la 189 all'altezza del Bio di Casteltermini, un ponte di 4 metri da circa 8 anni, nessuno ci dice le ragioni per la quale quel semaforo che indica un divieto di accesso a 2 corsie deve stare lì. Noi abbiamo deciso che scenderemo in piazza ad oltranza sino a quando qualcuno non ponga, come dire, non dia una soluzione a questi problemi. Questo giusto come esempio. Poi sono cosciente che le battaglie saranno tante perché, per esempio, prima alla sua domanda rispondevo con due esempi negativi dell'anno 2019, ma mi fa piacere, prendendo spunto dal suo ottimismo, che è doveroso ricordare anche 2 esempi positivi. Finalmente ad Agrigento non si parla più del consorzio universitario come quella Meteora che aveva chiuso la sede, perché in 4 anni, negli ultimi 4 anni, nessun corso era stato avviato, quindi si era arrivata alla moria di una realtà che con grande fatica, ma anche con grandi investimenti, si era messo in campo. Finalmente quest'anno partono 4 nuovi indirizzi, e quindi su questo si può puntare per andare oltre rispetto ai 750 iscrizioni nuovi di quest'anno. E il secondo esempio è perché finalmente, tranne qualche comune, i comuni in dissesto come Casteltermini, Aragona, Favara, Porto Empedocle e per altre ragioni la provincia, vediamo Agrigento perché di notte ancora, dopo anni che rivendichiamo la stabilizzazione anche al comune di Agrigento di 188 madri e padri di famiglia, ancora in queste ore si sta cercando di capire se ce la fanno o non ce la fanno, obbligando il Consiglio Comunale di Agrigento a fare nottate, a rinunciare al proprio ruolo, alla propria prerogativa di dire come la pensano, perché sono arrivati nella notte di Capodanno a portare le delibere pronte. Finalmente tutti quei lavoratori precari che da 15 anni avevano un contratto a tempo determinato, e ricordo che ogni anno, quasi per caso, il 13 dicembre c'era la Via Crucis sotto il Palazzo d'Orleans alla presenza della Regione per l'ennesima proroga di 1 mese, di 6 mesi, di 1 anno. Ad Agrigento quel pezzo di precariato, nella provincia di Agrigento quel pezzo di precariato è stata chiusa, finalmente hanno tutti, tranne questi 7 comuni, piccole realtà, hanno un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Sappiamo che non finisce qui la nostra battaglia, perché siccome sono tutti part-time, con il 50%, quasi tutti il 50% di uno stipendio, noi dobbiamo lavorare adesso. Mediamente 21 ore credo che abbiano. Mediamente sono tra le 18 alle 24, perché siccome il finanziamento è regionale, sulla base della normativa regionale è lo storico ricevuto. Ora dobbiamo però tirare fuori dalla soglia di povertà, perché vede, quando si parla di lavoro, di nuova occupazione, poi noi ci ritroviamo oggi con migliaia e migliaia di lavoratori che la mattina escono di casa, vanno a lavorare, però guadagnano uno stipendio tale che, secondo i dati Istat, rientrano appieno nella soglia di povertà. Quindi siamo coscienti che abbiamo tante cose da fare. Bene, questa era la risposta al tuo oroscopo che diceva. Bravo, gli voglio dire bravo, hai indovinato. L'anno difficile. No, non lo spaventa, Alfonso. No. Duro. Sì. Proseguiamo con gli altri 3 segni. Allora, i segni d'aria, e iniziamo con i gemelli. Gemelli. Un inizio dell'anno tranquillo, senza grandi scossoni, metterà a dura prova il vostro spirito ribelle. Con l'estate una nuova energia si impossesserà della vostra voglia di vivere. Sarete in grado di ricostruire, di rifondare, di consolidare e chiudere amori in difficoltà. Il vostro fascino, la vostra sensualità la faranno da padrona nei rapporti sociali, preludio di nuovi modi di essere, di fare, di progettare, di amare. Il vostro 2020 è un anno che guarda al futuro,
va coccolato, seminato, vissuto. Poi? Bilancia. Bilancia. Problemi accantonati, non affrontati, si ripresenteranno e pretenderanno cittadinanza. È arrivato il momento di affrontarli. È una grande occasione per una crescita spirituale, umana. Liberatevi delle vostre paure, delle vostre indecisioni. Tutto questo vi consentirà di creare le basi per un 2021 che promette grandi cose, un 2021 magico. Bene. L'acquario. Eccomi, allora, aspetta, Alfo, o mi dice cose buone, se no non lo No, io allora, il buono e il negativo e il positivo non esistono. Diciamo sono un modo come noi ci rapportiamo con la vita. Quindi poi tu mi devi dire come io eventualmente devo dribblare le cose che non vanno. Non tutto il buono è buono, non tutto il cattivo è cattivo. Quindi, 17 febbraio. Vai. allora, la vostra curiosità, la vostra voglia di fuggire il quotidiano in determinati frangenti, di assentarvi, il vostro malumore, la vostra insoddisfazione hanno bisogno di essere ascoltate, riconosciute. Il rischio che vi imporranno di prendere delle decisioni nello smarrimento, così veloci. Il vostro futuro pretende calma. E se c'è qualcosa che vi dà fastidio, che non è più utile, va eliminata. Periodo interessante, stressante, fondamentale per un 2021 importante. Perché 21 dice Alfonso? Perché nel 2021 Giove entra nel segno dell'Acquario. Il 20 cos'è allora? Il 2020 è un anno di passaggio? Un anno di passaggio e non, perché il 2020 può dare anche delle cose abbastanza simpatiche. Giove, che in questo momento è entrato nel segno del Capricorno il 2 di dicembre, farà spola durante il 2020 tra l'Acquario e il Capricorno. Ma dire così buono, ma aspettare il 2021. C'è un no, già ci sono momenti del 2020 che vi darà delle situazioni abbastanza simpatiche. Allora. Io ve lo auguro, l'Acquario è messo benissimo. Bene. Poi rimarranno gli ultimi segni d'acqua che ci liberiamo subito, Alfo, che dici? Liberiamocene subito, dai. Allora, partiamo con il segno del Cancro. Non dormentatevi. Mariella, eccola qua. Non dormentatevi a cercare risposte, non è il momento. Date modo alle vostre emozioni poco affidabili in questo momento, non è che è sempre in questo periodo, di governare le vostre decisioni. Non fatevi scoraggiare, intimorire da ostacoli che sembrano minare la vostra sicurezza. Rimettetevi in gioco con tutta la vostra energia, rifondate quello che nella vostra vita ha bisogno di essere rinnovato. Fascino e romanticismo sono le vostre armi segrete. Scorpione, con il 2020 continua la vostra crescita spirituale umana. Davide, sì. Con il 2020 continua la vostra crescita spirituale, umana, professionale. La vostra progettualità ne ha tratto benefici interessanti che proseguono durante il 2020. Le vostre emozioni, le vostre riflessioni possono diventare una fonte inesauribile di energia, di vitalità, di creatività. Grazie. Una fonte di verità. Ultimo segno. I pesci. Il 2020 promette veramente bene. Arriveranno soluzioni di progetti per cui vi siete impegnati, nuove occasioni lavorative, soluzioni di problemi legali, cambiamenti attesi e voluti e anche sorprese, diciamo, non conosciuti. Un nuovo rapporto con voi stessi vi donerà serenità e vi darà l'occasione di eliminare il piagnisteo e il piangervi addosso che caratterizza il vostro modo di fare. Bene, questo è il 2020. Beniamino, tu adesso in maniera un pochettino più ufficiale, no? Cioè, con gli astri, con l'oroscopo, che posizione hai?
scetticismo, di Allora io leggo e non ci credo, oppure ho una posizione favorevole qualora l'oroscopo sia a mio vantaggio. ho Se capito. l'oroscopo Di convenienza, allora, è a di mio- convenienza. esattamente, una posizione No, di anche perché io convenienza. ti devo chiedere adesso di essere tu un po' l'astrologo della situazione, perché sai che il 2020 per Agrigento è anche un anno importante, no? Ci sono le elezioni per il rinnovo del sindaco e dell'amministrazione comunale. Qual è la tua visione? Adesso è un po' presto per offrire una visione, insomma, Allora, non sei tutti un po' noi siamo... non vedi No, oltre, ma no? sarebbe difficile, è difficile dappertutto, ad Agrigento è ancora più difficile. Ancora più difficile. E quindi Vabbè, però già, sicuramente ci sono, diciamo, delle collocazioni, le strade si stanno delle un po' collocazioni certe, ci sono in qualche modo delle collocazioni che ancora debbono trovare una loro direzione. Ci sono evidentemente anche delle intersezioni che ancora si devono compiere, dei passaggi che devono essere consumati, quindi certamente è un momento in cui qualcosa all'orizzonte si affaccia con una certa sicurezza, ma sono convinto che anche delle cose, insomma, in corso d'opera cambieranno anche visibilmente. Vediamo cosa dice invece il direttore, il giornalista, e sul 2020 di Agrigento, insomma, su questo importante appuntamento. Elettorale? Elettorale, certo. Dico che dovremmo invitare i vari candidati. Ancora un po' presto, in bar insomma. condicio, no? Sì, Si può entrare certo, al bar certo, non condicio, siamo in bar condicio, anche quindi... per sentirli, no? Per vedere cosa ci propongono, le solite promesse che... Quindi anche tu nel libro degli astri non vedi ancora No, una luce? anche Ma la ha politica ragione è talmente fluida, scorrevole, veloce, e quindi può darsi che ci siano dei cambiamenti, certo ci sono dei capisaldi importanti, quindi il sindaco Firetto che si ricandida, i nuovi proposte che sono ex vecchi che si vogliono di nuovo mettere in discussione, d'altronde è il bello della democrazia, quindi nuove proposte, vedremo. Alfonso, Ancora, sì. ci sono ancora forze politiche che non sono Che non sono scese in espresse, campo, come la certo. Lega che ancora non hanno non si sono seguito, espresse, 5 certo. Stelle, il PD, che so che una parte del PD si sta muovendo per presentare un candidato, questa è una chicca che ho saputo qualche ora fa, chissà, forse ripercorrendo l'incontro con 5 Stelle a Roma può darsi che ad Agrigento esca anche questa nuova proposta. Alfonso Bellavia, se si fa... Comunque volevo dire una cosa, sì, volevo fare complimenti ad Antonella. Antonella perché veramente è un vulcano, e sai perché ti dico questa cosa? Sì, ma non Perché è merito suo, è merito che la notte ci venne cristiani ed è e importante, la vengono è importante. a Sai stimolare. perché? Perché sono sicuro che tu andrai avanti, Antonio. Quando noi abbiamo fatto TVA, i primi anni di TVA, veniva sempre, noi prima di Target avevamo un'altra trasmissione che era a Porte Aperte, condotta da Enzo Alessi, veniva sempre qui, sempre, Camilleri. E allora Camilleri non era conosciuto, no? Per cui a un certo punto spesso andrai lontano. veniva, sì, no, cioè ricordo dopo 40 anni di televisione qualcosa, e poi diciamo ho preso piede, è diventato famosissimo, per cui niente di strano che io ti consiglierei nella sceneggiatura anche cinematografica, chissà, magari qualcosa. Comunque, era così. E Alfonso, dicevo, si può fare l'oroscopo di una città? Allora, io già l'ho fatto gli altri anni e qualcosa l'ho fatta pure ora. Il 2020 diciamo, è un anno di demarcazione, ma non solo per Agrigento, per tutta l'Italia e anche direi per tutto il mondo. È un anno in cui si possono creare condizioni di rinnovamento vero e reale. Il problema non è il candidato che si presenta, chi è o chi non è, sono i progetti che stanno dietro. Se la città i cittadini, non tanto i partiti, perché i partiti tendono a essere sempre uguali, non cambiano mai, sembra che fanno grandi rivoluzioni, ma poi alla fine propongono sempre le stesse cose, come diceva Arturo, dicono le stesse parole che si ripetono nel corso del tempo. Se andiamo a vedere trasmissioni di 20 anni fa, li paragoniamo ad ora. Ci cambiamo la data, è uguale. Sì, uguale, precisa. Allora, è il momento in cui avverranno delle situazioni nel 2020 particolari che imporranno scelte e cambiamenti inattesi. Questo deve mettere in moto, specialmente ad Agrigento, gli agrigentini a capire che devono cambiare. I nostri figli non ci sono più,
svegliamoci, cioè non si può andare a votare un candidato perché ci promette qualcosa che non si verifica mai. Qua, come dice lui, come dice Alfonso, bisogna lottare. È questo quello che propongono le stelle in questo momento. Bene. L'avevamo detto all'inizio, insomma, è la puntata interessantissima, sicuramente è molto fluida e già siamo andati a una puntata e mezza, non a una sola puntata. Ritorniamo a Davide, dicevamo la grande tradizione dei Licausi, ma naturalmente ci sono anche delle nuove e belle proposte. So che adesso ci proporrai un inedito, Davide, se ho scritto bene, Salvaci tu? Sì. Ce ne vuoi parlare? Sì, è inedito in tutti i sensi perché è stata una canzone che ha scritto mio fratello Piero Licausi e che si è sentita in famiglia, qualche amico, ma non è andata oltre a lì. Ed è un pezzo che lui scrisse negli anni, credo, 80, 79, 80. Devo dire, è un po' triste, però è una storia che bisogna sentire perché molte famiglie la vivono questa realtà. E dice così: Signori, chi mi vidi, rispondimi si può, ti prego per favori, di te io bisogno io, non voglio sordi no, ma un poco di vita in più, per dare c'è me figli, non solo pezzo di pane. Signore, signore, sta malattia che c'hai io, dimmi chi passa e cane mia non torna più, ti prego per favore lasciami vivere un altro po', ridammi la salute, se noi miei figli non vedo più, la vedi che stanica, m'Italia e lo sai perché, mi voli bene assai e si scanta che amore sei, ma io ce lo dissi, non ti scantare no, c'è Dio che ci aiuta, sta grazia ne la fa, ma ita m'Italia con le lacrime all'occhi sta, si scanta sempre un sapere che c'ha sta capacità, mi tocca, m'accarezza e poi mi dici papà, ti prego per favore non mi lasciare per carità, la stringo dallo cuore e tutto passa e non piangi più, ricordati signori, fammi sta grazia, salvaci tu. Davide Licausi, grazie. Il microfono, Davide, grazie. E siamo arrivati alla chiusura di questa nostra puntata. Dobbiamo fare un brindisi, sì. Nel mentre Arturo prepara il tradizionale brindisi e andiamo con... no, siamo in diretta, Arturo, dai, non ti preoccupare. Andiamo con quello che è il classico di Target, ovvero il
il saluto dei nostri gentili ospiti, che non è il semplice grazie, arrivederci, buon anno, ma vogliamo che sia anche un pensiero, che sia anche un buon proposito, sia anche una visione positiva del futuro, perché la terra è nostra, insomma, e se non siamo noi a custodirla e a farla andare avanti, chi vuoi che ci pensi. Il grazie e il buon lavoro forte e grindoso ad Alfonso Buscemi, segretario generale confederale della CGIL di Agrigento. Dopo le parole del maestro è complicato, quindi cosa augurarci? Augurarci tanta serenità, abbiamo bisogno di serenità, la serenità che passa attraverso il posto di lavoro. Se non c'è lavoro non c'è serenità in una casa, in una famiglia, nell'essere, nell'uomo, quindi serenità attraverso il lavoro e attraverso quei servizi indispensabili per poter vivere tranquilli, la sanità, la scuola, sono di quelle cose di cui il cittadino e le famiglie hanno bisogno, quindi l'augurio che questo 2020 sia davvero qualcosa che va nella direzione di serenità per le famiglie. Grazie a Mariella Antinoro e buon proseguimento di presidenza e di lavoro con il Lions Club Agrigento Valle dei Templi. Anche per me, dopo queste parole che hanno toccato il cuore, è difficile. Anzi, no, io credo che dovrebbe essere da stimolo più che Sì, difficile. sì, Dovrebbe essere da fanno stimolo, molto dai. riflettere. Anche di questo, Anche di perché questo. purtroppo è la realtà umana, la realtà umana è la debolezza quando ci si rivolge al Dio. Magari non ci sono gli altri, è Certo, questo certo. che Certe volte c'è anche la gente che solitudine, vive nell'oscurità totale, magari affrontando situazioni del genere, e a volte non ce ne accorgiamo. ma il Questa salvaci tu, dico, non soltanto rivolto a Dio, ma rivolto anche al nostro essere, no, alla nostra forza, alla nostra voglia di proseguire. Dicevamo, Mariella. Auguro a tutti un anno sereno nelle famiglie, un anno di forti valori e un anno di realizzazione di sogni, soprattutto per i giovani, che sono la nostra vita. Lo sapete che oltre a essere il nostro astrologo di fiducia, Alfonso Bellavia è anche un grande e rinomato chef, e come diceva prima Beniamino Biondi, c'è la cultura, quello che fa grande, la bellezza che fa grande la nostra Italia, insomma la gastronomia non è da meno. Ma certamente, Alfonso. io per esempio nella serata del 31 ho dedicato il mio menù, può sembrare strano, all'arangina, arangino. Per quale Mascolo motivo? femmina? No, secondo l'Accademia della Crusca si può dire in tutte e due le maniere, però la diatriba tra Catania e Palermo esisterà e rimarrà ancora. Non si risolverà mai. Rimanga. Per quale motivo? Perché l'arancina è nata, come sapete, col mondo arabo, che sono venuti in Sicilia, e loro avevano un modo di mangiare che mettevano tutte le cose nel tavolo, riso, verdure e carne, ognuno pigliava il riso, pigliava la carne, pigliava l'arancina, però ci andavano tutti con le mani. Un siciliano, quando narra la leggenda, stanco di vedere queste mani sporche che si appropriavano del riso, della carne, preparò prima l'arancina e la metteva, ognuno così prendeva la sua. Un grande mangiatore di arangino arangina, che in questi giorni si ricorre alla sua data di nascita, era Federico II. Federico II era un mangiatore di arangine, usava portarle nella sua saccoccia e le portava a caccia. Il tuo ristorante è Federico II? Sì, il mio. E infatti io per quale motivo ho voluto dedicare proprio a questo motivo. Si deve a Federico II, stanco di queste arangine che si sgretolavano, la nascita della panatura esterna, che a lui ha suggerito per rimanere consistente, ma la vera arangina nasce dopo la seconda metà del 1800, quella che noi conosciamo ora, con la scoperta della salsa di pomodoro, quindi nasce il ragù col pomodoro e viene riempita l'arancina. Io ho fatto tutto questo excursus e alla fine ho proposto il mio modo di vedere un'arangina, che è un po' strano, particolare. Quello che hanno apprezzato allora. Sì, hanno apprezzato abbastanza. Chi volesse insomma anche gustarlo, Federico II sono delle foglie di gamberetti, delle foglie croccanti di menta, l'arancino
come lo conosciamo, però il ripieno fatto di un nero di seppia con della ricotta e con della salsa di pomodoro al peperoncino e con le seppioline e con tutta poi una serie di profumi messi lì. Però questo siamo partiti dal saluto e siamo andati a finire all'arancino. Il nero di seppia, questo è un risotto al nero di seppia inventato nella zona di Paternò, in quelle zone lì, che si chiama ripiddu nivicato. Sarebbe un trattore, vedendo l'Etna in eruzione, gli è venuta questa idea di fare questo risotto nero a forma di vulcano con la ricotta che rappresentava la neve e la salsa di pomodoro al peperoncino che scendeva a mo' di lava. E io ho voluto riproporre tutta questa dopo questo excursus culinario, il tuo saluto. Io mi auguro che avvenga un reale e vero cambiamento. Le occasioni dal punto di vista astrologico ci sono tutte. Sta alle persone cominciare a capire che è arrivato il momento del cambiamento. Grazie a Antonella Monreale e al suo lavoro di regista e di presidente dell'Associazione Arcobaleno. Io ringrazio innanzitutto per quello che mi ha detto, l'auspicio che mi ha fatto, cioè paragonare il discorso con Camilleri, onestamente mi ha fatto un buon senso. Comunque, le anime che si chiamano camminano, a breve saranno di nuovo ad Agrigento il 18 per chi ancora non l'ha visto, il 18 di gennaio, a breve diremo un po' tutti i particolari. Una cosa bella che mi hanno detto prima, mentre stavamo salendo in macchina, che oltre Roma, Caltanissetta, Palermo, a marzo sarà pure a Milano. Quindi che non avevamo mai toccato, fino a Roma ci eravamo arrivati, ci eravamo spinti fino a Roma. Conquistiamo anche Milano. Allora. Conquistiamo anche Milano, e quindi grazie veramente a tutti, ai ragazzi che credono a me, a coloro che hanno creduto a questo progetto, a voi. Le audizioni. C'è il suggeritore. Non dimenticate. Siccome mi dicono che parlo troppo, il 13 di gennaio ci saranno le audizioni perché faremo un nuovo progetto, Mai tradire una donna siciliana, è tutta una cosa un poco particolare e tutti i membri del club Valle dei Templi parteciperanno, saranno parte attiva come attori. Però se qualcuno vuole partecipare a questo nostro grande progetto che non abbiamo avuto il tempo di parlare, le audizioni per cercare dei nuovi personaggi. Sì, oltre a tutti loro, chi vuole partecipare, il 13 siamo al seminario di Favara per fare le audizioni alle ore 18. Bene, un saluto più erudito e accademico di Beniamino Biondi. Mi date un ruolo troppo gravoso e difficile, peraltro giungendo alla fine si sono esauriti tutti i buoni propositi. Ma tu c'hai sempre qualcosa in più, dai. No, l'auspicio, l'augurio è davvero di un anno di serenità reale, come diceva Alfonso I, un anno di serenità fondata sul lavoro, perché il lavoro dà anche un'armonia, chi non lo possiede, talvolta chi ha difficoltà in questo senso, vive talvolta davvero un senso di morte civile che è terribile. Quindi l'augurio generale per una serenità che sia soprattutto legata all'acquisizione di un lavoro. E per quanto riguarda Agrigento direi anche l'augurio che questa città possa crescere davvero e che sia anche una città nella quale regni una maggiore empatia sociale, talvolta una città eccessivamente litigiosa in cui vi sono troppi disaggregati politici, umani, talvolta si creano delle conflittualità irremovibili. Ecco, credo che Agrigento dovrebbe crescere in questo senso, sapendo diventare davvero una città nella quale la comunità si possa riconoscere, ovviamente con le giuste, dovute, doverose differenze, anche le più ampie e frastagliate, però nella quale si riconosca Agrigento. Il rischio talvolta invece è una parcellizzazione identitaria che rischia anche di scollare le ambizioni e le direzioni politiche che vengono tracciate. E proprio concludo politicamente con un altro auspicio che credo ci troverà tutti d'accordo, che il nostro voto nel 2020 possa essere un voto fondato su scelte autentiche e non per il soddisfacimento di qualche promessa. Credo che questo possa essere davvero in qualche modo l'auspicio più importante e più bello che possiamo fare a noi come cittadini e a coloro i quali si dovranno accingere, forse anche per la prima volta, a votare in questa città. Grazie Beniamino Biondi. Saltiamo Arturo e andiamo da Davide Licausi, perché a Pallullo.
No, perché poi gli darò il microfono all'ultimo. Il saluto di Davide Licausi. Il mio saluto è, io uso dire sempre abbraccio e vorrei abbracciare tutti perché sono una persona fatta così. E lo era mio padre, lo era mio zio, la mia famiglia è stata sempre così affettuosa con tutti e quindi la cosa ricade anche su di me in maniera piacevole oltretutto. E l'augurio è quello che ci possa essere serenità e attenzione comunque alle tante famiglie che stanno un po' meno bene di noi e che si possa aiutarle. Sono un po' emozionato veramente. Hai detto già. È questo, cioè Grazie, voglio il bene di tutti. Grazie Davide. Le conclusioni a Arturo Cantella, il nostro direttore. Direi insomma, troppo pesante. Le conclusioni di questa puntata bellissima. Come avete visto abbiamo preso lo anche spumante, lo spumante, dobbiamo bollicine festeggiare questo rigorosamente nuovo bambino italiane. che è il 2020, che da qualche ora ci sta accompagnando, e sono fiducioso, come lo sono sempre stato, ottimista come lo sono sempre stato da 40 anni, perché il nostro virus, il virus della televisione, dell'informazione, del nostro lavoro, di quello che facciamo, non si potrà spegnere mai. Spegneranno i canali, ma andremo avanti lo stesso. Bene, grazie. Pensare positivo, perché se sorridi alla vita, la vita ti sorriderà. Bravo, grazie Arturo per questa ventata sicuramente di positività che caratterizzerà 2020 anche per, certo, come no, per Agrigento. Attenzione alle luci, se no Piero poi. E naturalmente buon anno, buon 2020 a tutti, grazie ai nostri gentili ospiti della loro presenza e partecipazione, grazie al nostro gentile pubblico che anche questa volta per il 2020 avrà la bontà di seguirci. Buon anno a tutti, ciao! Scusate, Tanti auguri, signora. anche a te, auguri.